me si vede quella luce lì. C'è la luce, il riflesso della luce. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio da Veronica Pisano, cantante folk sarda, e da Maurizio Gastaldi, polistrumentista, compositore. Parliamo piano perché ci sono lì tutti piccolini, però quando cresceranno riceveranno lo sfratto, ecco perché il nido lo possono fare anche qui fuori perché è pieno di buche qui, io li lascio fare fuori, però dentro casa insomma, no? Però adesso sono piccolini, non si possono sfrattare, i minorenni non si possono sfrattare. E andiamo con un altro brano della nostra tradizione sarda. Scusate il riflesso della luce, mi sono dovuta mettere qui perché la mamma picciona è abituata a me, quindi se Maurizio si mettesse qui si spaventerebbe, scapperebbe, insomma, quindi è meglio che ci stia io qua. Bene, come vedete dal titolo, Mi e La, una canzone tradizionale sarda. Perché si chiama Mi e La? Perché in origine si cantava in Mi e in La, probabilmente col chitarrone sardo, Esatto. ereditato comunque dagli spagnoli. Noi non la faremo in mi e in là. Noi la faremo in un'altra tonalità adattata al femminile, alla mia voce, insomma. Vai Maurizio, Mi e La. Al suo canale YouTube e anche al mio, Veronica Pisano, scritto anche in cirillico. Seguiteci su tutti i social e noi ci diamo appuntamento al prossimo video. Grazie perché seguite questo canale
che è molto vario. Ho fatto di recente un'altra intervista ad un rapper molto bello, andatela a sentire, ha già avuto abbastanza successo. Scusate se ho sbagliato qualche parola, però con questi termini moderni, se uno non è abituato, sbaglia tranquillamente. È normale, no? normalissimo. Cilli, chili, adesso non ricordo come si dica. Queste parole sono un po' misteriose per noi. Ci diamo appuntamento al prossimo video, ciao!